Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Come potete vedere, sono appena andato a far benzina e sono andato fino a Nova Milanese e mi sono fatto 7 km per fare la benzina a 1,89 perché costava in media quasi 10 centesimi in meno al litro rispetto a qualsiasi altro posto vicino a casa mia. E vi dico solamente una cosa: 1,90 euro al litro, 35 litri, 66 euro. Non ero in riserva, non ero a zero col serbatoio vuoto, ho dovuto portare la macchina a piedi. Vuol dire che questa era un chilo a 70 euro. E sapete di chi è la colpa? Dei cazzo di ebrei! Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e vedi. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti. Parlarvi in questo lunedì 11 maggio 2026, puntata numero 135, è il solito signorino della Cattolica Marco Rubeo, buonasera, insieme al solo, l'unico, l'inimitabile, la rockstar definitiva, Cugino Vittorio, buonasera. Grazie, buonasera cugino, buonasera signor Statale, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Tu non impari mai dei terrori. Le presentazioni qua le faccio io. È tornato a trovarci dopo essere stato per un paio di settimane chiuso nello stanzino oppure in giro per il mondo a lavorare per qualche governo, non si sa mai quale. Il solo, unico, l'inibitabile Signor Talebano, buonasera! Buonasera, ascoltatori di Radio Libertà. È sempre brutto ritrovarmi qui in questo, Ma non è vero, in questo studio radiofonico, sapendo le atrocità che vengono dette. Io non che capisco verranno ancora. dette. No, che vengono dette quotidianamente, aggiungerei. No, in realtà quotidianamente, una volta a settimana. Una volta a settimana, anzi due se aggiungiamo pure la trasmissione di Vitto. Ma allora, paradossalmente Vittorio è una persona contorta, perché paradossalmente qua diventa tipo una versione peggiore di sé, cioè proprio quella peggiore, tira fuori lo schifo, e invece a Crossroads, che consigliamo di seguire il giovedì, diventa una persona seria, una persona colta, studiosa, dove non parla di scambismo, di piedi, di gente, orge, di popolazioni che sopprimono altri popoli. Ma cosa stai dicendo? Cioè, sono due facce della stessa medaglia. Prendendo grandi letterati della storia come ad esempio Leopold von Sacher-Masoch, non poteva scindere la sua parte, diciamo, più concentrata sulla zona erotica che quella artistica. Cioè sono due lati della stessa medaglia, non possono scindersi le due cose. E qua è il tuo doppelganger, questa qua che trovi ai Barbari Eleganti, la versione col baffo e i capelli lunghi, mentre E il cappello a cilindro. il cappello a cilindro. Mentre nella versione di Crossroads sei la parte, quello lì proprio con il baffo così arricciato alla inglese da Sir, esattamente. No, ti assicuro che sono due lati della stessa medaglia. Si vede che ti arriva il bonifico il lunedì da parte di qualcuno e il bonifico il giovedì da parte di un altro. Magari, signori, purtroppo me lo state facendo perdere. Signori, cazzeggio a parte, direi di andare con l'unica notizia seria che abbiamo questa settimana. Allora, signor Talebano, lei è notoriamente un tabagista. Io sono notoriamente fuma un talebano. E quindi fuma come un talebano. Esattamente, come un turco, anche se non sono turco. E se le dicessimo che da domani i pacchetti di sigarette potrebbero costare 5 euro in più di quanto già costano? Francamente a me non cambia niente prendendole di contrabbando, quindi... Giusto. Ma
mettiamo che lei non è un talebano, cioè lei si immedesimi in un tabagista medio. Ok. Lei ovviamente continuerebbe a fumare, però incasserebbe molto di più le grasse tasche dello Stato. Beh, Non smetterebbe di fumare per un aumento. Beh, diciamo che come abbiamo visto prima nella sigla, lo Stato un po' marcia su tutto, considerando anche la benzina a 2 euro al litro. Certo. Quindi ormai siamo in vena di spendere, spendiamo, mi verrebbe da dire. Esatto. Perché leggo una notizia abbastanza recente: tabagismo, sigarette verso un maxi aumento di 5 euro. Ecco perché. La tassa potrebbe arrivare in Parlamento dietro la spinta di associazioni e fondazioni che si occupano di malattie oncologiche. In Italia oltre 90.000 decessi ogni anno per consumo di tabacco. L'Associazione Italiana di Oncologia Medica, AIOM, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM promuovono la campagna di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per chiedere l'aumento di 5 euro sul prezzo delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo, con l'obiettivo di ridurre il tabagismo. Già altri paesi europei hanno aumentato drasticamente il prezzo delle sigarette e hanno ottenuto ottimi risultati. Sì, però quando si parla, ora io non mi addentrerei troppo perché per me più della notizia in sé è una questione di principio che vorrei discutere qua. Hanno ottenuto ottimi risultati, sì, ma ottimi risultati per chi? Cioè, perché secondo me nella mia modesta ideologia, nel mio modesto modo di vivere la vita, lo Stato si deve fare i cazzi suoi. Se io voglio farmi del male con alcol, tabacco e anche droghe leggere, devo essere libero di farlo senza che lo Stato mi rompa i coglioni. Secondo me, anche se dietro queste proposte ci sono degli scopi nobili, come investire di più sulla ricerca contro il cancro, oppure mettere più soldi sulla sanità, oppure disincentivare l'acquisto di sigarette, è comunque una cosa sbagliata per come vedo io il ruolo dello Stato. Cioè lo Stato non deve essere quella cosa morale che deve disincentivare a tutti i costi, che poi alla fine è anche un modo per fare cassa, quello che fa male, perché altrimenti allora mettiamo anche la tassa sul fast food, la tassa sullo zucchero, cioè è una roba folle che poi non porterà a nulla, perché chi è veramente tabagista, che ha veramente la dipendenza, al massimo riduce un po' le dosi ma non smette di fumare assolutamente per un aumento, o alimenterà il mercato nero, come certo. succede anche per le droghe, ad esempio, Certo. molto banalmente. Prima di sentire l'opinione del cugino vorrei sentire la sua opinione da persona che fuma. Allora, diciamo che io, avendo potuto per lavoro girare gran parte del mondo, Sì. ho notato che in Italia, non solo, anche in altri posti, come abbiamo constatato assieme per esempio in Moldova, Certo. non è detto che per forza le sigarette costino 3 euro. Tendenzialmente negli stati un po' più vicini a noi, come per esempio il Regno Unito piuttosto che la Francia, il prezzo delle sigarette è molto alto. Certo. Molto alto. A Parigi pagai un pacchetto 12 euro, cioè Sì. quindi praticamente il doppio rispetto a un È quello italiano. che propongono loro sostanzialmente. Praticamente un lusso. Sì. Cioè è quasi difficile portare avanti una dipendenza così, perché sostanzialmente ti va via metà del tuo stipendio. Sì. L'unica cosa che mi sento di dire è che lo scopo effettivamente di disincentivare il fumo è giusto, per una questione di salute e di costi, chiaramente poi anche per curare le malattie. Io vedo dell'incoerenza dal momento in cui vengono applicati questi principi sul fumo, cioè nel senso del tabacco, e non sul gioco d'azzardo. Ecco. Lì mi viene proprio da pensare Cioè, che sia una è presa solo in il giro. divieto della pubblicità, del Lì- marketing. Sì, che poi in realtà esiste che il esiste marketing, davvero. perché basta vedere semplicemente il campionato di calcio nostro, cioè penso che... O Winita Casino, mi verrebbe No, no, ma letteralmente se tu accendi la televisione e guardi il campionato di calcio italiano, tu all'inizio della partita ti danno le quote, a metà partita ti danno le quote, nel frattempo sulle maglie non ci sono degli sponsor magari di gioco d'azzardo, ma ci sono sui tabelloni dietro, ci sono i calciatori a fare, a fare da sponsor. Alcune squadre anche le hanno avute. Alcune squadre anche, sì. Allora a questo punto mi sembra un po' una pagliacciata, sinceramente. Io pretenderei che il tabagismo, che è una dipendenza, perché chiaramente la nicotina crea dipendenza ed è nociva, venga sanzionata tanto quanto il gioco d'azzardo, perché comunque il gioco d'azzardo crea dipendenza, è nocivo. Uno ti può portare alla morte a livello fisico, l'altro ti porta alla morte a livello economico. Cugino? Beh, no, allora, secondo me, allora, concordo molto con il cugino Marco, ma da lui, da conservatore all'inglese, dice una cosa, io da libertario quasi anarchico dico un'altra. Totale libertà nel consumo di fumo, di alcolici, compresi i superalcolici, che fanno
più male i superalcolici delle droghe leggere e anche delle droghe pesanti. Io sono una tana libera tutti. Sulle sigarette invece nello specifico? Ma sono assolutamente contrario a questa cosa, soprattutto perché comunque hai tirato in ballo un qualcosa che secondo me ha molto senso, È cioè una quello questione del di gioco principio, d'azzardo. è proprio incoerente. Il gioco d'azzardo per una persona che è appunto ludopatica sicuramente porta molti più rischi nel breve termine che nel lungo termine, come le sigarette, un tumore ai polmoni dove potrebbe arrivare intorno ai 55, 60, 65 anni, E poi 70. ricordiamo, Chi non è una cosa automatica. non è una cosa È comunque una automatica. minoranza delle persone. Chiaramente ti fa del male, però quello che Certo. dico è che finanziariamente, cioè il gioco d'azzardo può uccidere una famiglia in un giorno. Il punto, Cioè, perché se una secondo me, è persona un va e altro. si gioca al casino, che chiaramente in Italia esiste perché Campione, per esempio, è comunque territorio italiano, quindi Sì, esistono. vabbè, ma anche Cioè, non è necessario andare in un'altra Venezia, Ma anche le non- macchinette. No, però cioè nel senso non puoi giocarti la casa in una botta No, sola alle certo. macchinette, però cioè, puoi andare a casino, giocarti la casa in un giorno e Però distruggerti ci tutto. sono tanti anziani, ad esempio, che appena arriva la pensione se lo giocano più che casino di gratta e vinci, di appunto, come dice il cugino, le macchinette. Prezzi che non che vedo mai so- aumentare dei gratta e vinci, Esatto. perché se per il gioco d'azzardo, per esempio, le macchinette piuttosto che i bingo, piuttosto che i casinò, chiaramente è la persona che decide quanto giocare. Per i gratta e vinci è un prezzo standard. Io non vedo mai le tasse aumentare No. sul gioco d'azzardo, sui gratta e vinci. I gratta e vinci a 10 euro costano 10 euro da quando io sono in fasce. Certo. E il punto, secondo me, è fondamentale che chi vuole implementare lo Stato etico magari si troverà d'accordo su una cosa, ad esempio magari dei ultraconservatori potranno dire ma le droghe tutto sommato fanno male, chi sarà mai? E poi quando a essere toccato sarà il vostro bel vino prodotto del Made in Italy, cosa direte? Magari un giorno arriverà la Commissione europea a dire no, il vino è assolutamente qualcosa di tragico per la salute, aumentiamo i prezzi. Cosa si diranno ai produttori di vino a quel punto? Noi siamo Ci stati, sono, noi siamo stati i primi ci sempre a sono dire le- che quando l'Unione Europea proprio diciamo redesse quella linea guida sui prodotti che fanno bene e quelli che fanno male, c'erano dentro dei prodotti italiani, diciamo anche molto famosi, Sì. per esempio il formaggio piuttosto che il vino, eccetera, eccetera. Siamo stati i primi a dire che era una cazzata. Certo. Perché se tu bevi un bicchiere di vino non ti succede niente. Ma anche se ti succede, io devo essere libero di ubriacarmi di vino senza che lo Stato mi rompi i coglioni. Esatto. La mia mentalità è questa. Anche se mi fa male, anche se è scientificamente provato che mi fumo una sola sigaretta, mi bevo un solo bicchiere di vino e il giorno dopo ho un tumore terminale, io devo essere libero di farlo. Lo Stato non mi deve rompere i coglioni, perché per me questo non deve essere il ruolo dello Stato. Ma Lo Stato, nei limiti in cui non faccio del male agli altri, deve farmi fare quello che voglio. Ma infatti lo Stato lo fa, cioè ha bandito per esempio il infatti. fumo nei locali chiusi perché chiaramente noceva la salute Certo. degli altri, perfetto. Questa cosa qua di aumentare continuamente le tasse sulle sigarette piuttosto che su anche gli alcolici e tanto altro, mi viene da pensare più come una cosa per fare Per cassa. fare cassa, Cioè, e senza ce la dubbio. spacciano per etica. E allora lì mi sembra una presa in giro. Benissimo, ora direi di andare con la prima canzone, i Rolling Stones con Rough and Twist. Oh, ragazzi, che Hai bel, visto che che questo bel era- blocco. Sì, Posso però essere bisogna sincero? mutare.
E rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti dopo i Rolling Stones e il loro ultimo singolo Rough and Twisted. Cugino, che meraviglia è. Bello, Che cugino. meraviglia è. Sono tornati anche al blues proprio più puro, quindi molto bene, molto bene. Cugino, mancano meno di 3 settimane al nuovo tour di Vasco, è appena uscito un nuovo singolo dei Rolling Stones. Cosa si può chiedere di più dalla vita? Ma cugino, sinceramente più che i Rolling Stone van bene, il nuovo tour di Vasco fosse una notizia, una novità, li fa ogni anno, tu ne vai come minimo a 3 tappe ogni anno, quindi non è che c'è tutta sta notizia da dare. Vabbè, no, è comunque una grande notizia, però è arrivato un messaggio vocale sul WhatsApp della radio e come 2 settimane fa continuano questi ascoltatori che si sentono quasi in dovere di sbugiardare i conduttori di Radio Libertà. Non lo so perché, mi sembra una roba abbastanza ignobile, però è arrivato questo messaggio vocale che dice: ecco a voi, per chi non la sapesse, la vera storia del dottor Talebano. Ora, lei ha qualcosa a che fare con questo? Cioè, ci sa dire... No, non lo so. Dovrei vedere se magari ho avuto qualche contatto in passato. Sai, 20 anni di carriera, ho preso incarichi da cani e porci. Ecco a voi, per chi non la sapesse, sveliamo la vera storia del dottor Talebano. Bah, secondo me sono tutte quante falsità. Possiamo chiederle il permesso di mandare in onda questo audio che noi non conosciamo? Prego, tanto sbugiarderò tutto in un attimo. Regia, posso mandarlo? Ok, perfetto. Questa è l'incredibile e nebulosa epopea del dottor Talebano, l'uomo che è riuscito a trasformare l'incertezza anagrafica in un business model di successo globale. Il dottor Talebano è l'unico essere umano sulla Terra a non possedere un'esistenza legale, ma a occupare comunque un sacco di spazio nelle conversazioni geopolitiche. Se gli chiedi da dove viene, lui guarda l'orizzonte con aria ispirata e sussurra: Baghdad, la città della pace. Tuttavia, il suo amico, Vittorio Le Donne, non perde occasione per smontare il misticismo. Ma quale Baghdad? Questo è di Kabul. L'ho visto io che cercava di imbarcare una capra sul volo low cost per Orio al Serio. Al momento, il dottore non risulta iscritto a nessuna anagrafe mondiale. Per lo Stato italiano è un fantasma. Per il Ministero della Difesa è un consulente esterno. Per il suo proprietario di casa è quello che paga in contanti e puzza di curcuma e zafferano. Il titolo di dottore, d'altronde, è l'unica certezza che sbandiera, nonostante nessuno abbia mai visto un pezzo di carta che non fosse un mandato di cattura internazionale. Il mistero della sua istruzione è fitto. Ogni volta che gli chiedi in cosa sia laureato, cambia facoltà come cambia i nomi sui passaporti falsi. I suoi fan sostengono abbia 3 lauree, nel tentativo di superare il record del generale Vannacci. I suoi detrattori giurano che abbia comprato una triennale telematica da un misterioso server di un sottoscala a Napoli, pagandola in criptovalute e sfogliatelle. Il suo lavoro è semplice ma efficace. 1. Esporta armi verso nazioni che hanno smarrito le proprie o che ne vogliono di più senza fattura. 2. Invia collaboratori fidatissimi, tutti rigorosamente barbuti e con una spiccata passione per il deserto, a lavorare come miliziani per governi in crisi d'identità. Nessun analista della CIA o del Mossad è ancora riuscito a capire per chi tifi il dottor Talebano. Lunedì lo vedono bere un caffè corretto al Pentagono discutendo di strategie NATO. Mercoledì invia messaggi criptati su Telegram a cellule terroristiche in Medio Oriente. Venerdì mangia involtini primavera con funzionari di Pechino. Lui si definisce neutrale, ma la verità è che sta semplicemente con chiunque gli offra il wifi gratuito per controllare le quotazioni dell'uranio e non paghi a riba 120. Questa ambiguità gli ha permesso di accumulare un patrimonio che, secondo stime non ufficiali, lo colloca nella top 10 delle persone più ricche e influenti del mondo. Eppure, la sua narrazione pubblica è quella del martire del lavoro. Non ho tempo per me stesso, non arrivo a fine mese, lo Stato non ci aiuta. Il dottore vanta una vita privata degna di un sultano. Sostiene di avere 9 mogli e 20 figli. Eppure, quando arriva la cartella dell'Atari, il dottor Talebano risulta vivere in un monolocale con un gatto. Nella sua dichiarazione dei redditi non compare nemmeno un figlio a carico. L'evento che ha scatenato la faida legale con Vittorio Le Donne è stata la famosa querela per diffamazione. Durante una puntata della nota trasmissione I Barbari Eleganti su Radio Libertà, Vittorio Le Donne ha commesso l'errore fatale di definirlo uno statale.
Il dottor Talebano è andato su tutte le furie. Statale a chi? Io sono un imprenditore di me stesso. Un self-made man proprio come Silvio. Peccato che, tra un summit e l'altro, continui a percepire il reddito di cittadinanza grazie ai suoi contatti a Napoli. Le stesse associazioni a delinquere che probabilmente gli hanno procurato la laurea gli gestiscono la pratica INPS, permettendogli di essere l'unico uomo al mondo che possiede un fondo sovrano ma controlla se è arrivato il bonifico del sussidio per pagarsi il caffè al bar. Ovviamente, tutto quanto appena narrato non è altro che un insieme di dicerie che girano sul suo conto. La verità non la sapremo mai. Ma che cazzo abbiamo appena ascoltato? Ma cosa ha da dire a sua discolpa? Beh, alla fine non è che abbia detto cose molto particolari. Cioè, Ma si aspettava un'infamata del genere? Ma che infamata di cosa? Cioè, non insomma, vedo nessuna infamata, cioè, anzi, io li vedo tutti quanti pregi questi. Ma mi sembra un po' contraddittorio comunque come audio. Dice che alcune cose potrebbero essere vere, altre false. Sì, beh, diciamo che chiaramente non è che aiuta molto la mia figura professionale a far pensare bene alle persone, è molto contraddittorio, sono tutte quante supposizioni. Però la querela per diffamazione... La querela per diffamazione è l'unico atto effettivamente vero. Cioè, io Vittorio l'ho querelato, infatti lui continua comunque a ci darmi tengo dello a- statale. Non Ma- ti azzardare mai più, Vittorio. Io ti porto via tutto. Beh, tanto, non ti preoccupare, tutte le mie proprietà sono intestate solamente a Tel Aviv e Gerusalemme, quindi di questo problemi non ce ne sono. Secondo, ci tengo a dire che assolutamente come leader del Mossad ci tengo a dire che nella nostra organizzazione, nei nostri uffici, questo individuo non è mai passato e assolutamente non ha mai avuto contatti con noi. Quindi il Mossad Il Mossad si dissocia dal dottor Talebano, il governo di Bibi Netanyahu, del profeta Bibi, si dissocia dal signor Talebano, e credo che anche a breve... Quindi nega pure il titolo di studio. Ma assolutamente. Vuoi un'altra querela Ma qui? assolutamente università telematica al Ma massimo. che questa qua è un'infamata clamorosa. Ma come si può dire che io non abbia una laurea? Ce l'ho a casa di mamma, ok? Quindi non posso portarla. Cioè, domani devo prendere un volo di Stato, andare a Baghdad per portarti un quadrettino? Mi sembra esagerato. Ma innanzitutto è palese che lei è di Kabul. L'accento ti tradisce. L'accento ti Ma tradisce. sono afro, ho girato tanti quei posti nel mondo, conosco 6 lingue io. Cioè... Ma per gli europei, per invece chi è sempre a contatto con popolazioni desertiche, sicuramente non... lei è un libro aperto, signor Talebano. Ma che libro aperto? Lei è un libro aperto. Io ho il mio segreto professionale, ho il diritto di non farlo sapere, soprattutto allo Stato italiano. Allora, interromperei un attimo questo ennesimo dibattito tra il dottor Talebano e il cugino Vittorio, perché ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera Lisetta, ragazzi. Buonasera Lisetta, lei ha ascoltato quanto appena venuto fuori sulla vita del dottor Talebano? Non dico nulla, non c'è da commentare niente. Allora, sempre ragazzate, come siete voi? Allora, io volevo parlare della guerra in Iran. Ma in merito all'impegno del dottor Talebano nella guerra in Iran? Secondo la sottoscritta, il dialogo è tra sordi, cioè le trattative sono un punto morto. Perché, secondo sempre la sottoscritta, in questa fase, ripeto, americani e iraniani sembrano sottovalutarsi a vicenda. Lei conferma? E allora, gli iraniani sottovalutano le carte militari ancora in mano a Trump, secondo me, e forse anche la sua determinazione ad usarle. Gli americani sembrano da parte loro ignorare la cocciutaggine e, dico io, la propensione al martirio dei militanti religiosi iraniani. Ragazzi, una cattiva lettura di ciò che motiva gli uni e gli altri sta rapidamente spingendo i negoziati verso un punto morto, malgrado gli sforzi, dico io, della diplomazia pakistana. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma le premesse non sono positive, secondo la sottoscritta, naturalmente.
mettiamolo tra parentesi. Vi saluto e buon fine settimana a tutti quanti voi. Beh, fine settimana, è appena iniziata la settimana, ma vabbè, non importa. Va bene, grazie. Ci Arrivederci. dicono dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità, quindi un po' di pubblicità e poi Dea Matrona con So Damn Dangerous. Radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
E rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti dopo Dea Matrona con So Damn Dangerous. Cugino, che bel nome che ha quest'artista. No, duo, cugino, duo. Questo Dea Matrona duo. Esatto. Beh, perché bisogna portare anche qualcosa di più fresco, cugino. Non possiamo limitarci solo alle vecchie glorie. Bene, e dopo aver parlato, insomma, delle sigarette, dopo aver parlato della vera o presunta vera storia del dottor Talebano, direi di andare con le notizie dei Barbari Eleganti. Allora, direi di andare con la prima notizia. Chiama la polizia perché la cocaina è sparita, ma l'aveva sniffata tutta lui. Potrebbe succedere, cugino? È successo a volte? Allora, diciamo che immagino che la chiamata sia arrivata proprio subito dopo l'aver consumato la cocaina, quindi ci può assolutamente stare, avendo un minimo di conoscenza di quello che può fare al cervello di un essere umano. Meno male che è solo una conoscenza minima. Sì, conoscenza minima, assolutamente. Ci può stare, c'è un qualcosa che ci può stare. Mi ricorda molto il turco che si era drogato e poi si era unito alle ricerche per se stesso. Cioè, secondo me sono quelli gli effetti che ti può fare, quindi ci sta. Probabilmente nel pieno del delirio ha chiamato la polizia perché non trovava più la sua sostanza bianca. Ci può stare. Che però ne aveva già fatto uso. Esatto, cioè, ci può stare. Signor Talebano? Ma Vittorio non riesce mai a centrare il punto vero qual è, cioè il fatto che questo qui ha chiamato la polizia per denunciare di aver perso la cocaina, cioè come se la polizia non arrivasse e gli mettesse le manette, cioè, esatto. Ma perché era fatto? Non se ne accorgeva. Ma tu chiami la polizia? Cioè tu la prima cosa che pensi è chiamo la polizia. Ma tu hai mai visto una persona che si è fatta di cocaina? Non ho mai visto una persona fatta di cocaina chiamare la polizia. Molto strano perché... Cioè, nel senso, se a me rubano un carico di armi che devo portare giù in Medio Oriente, non è che chiamo la polizia sì, ma tu sei sobrio in quel momento. Ma non è che gli dico mi hanno rubato il container con dentro i Kalashnikov, perché se no mi arrestano. Io ho anche un mandato internazionale sulla testa, va bene. Lui magari no, però non mi sembra un pensiero sano. Cioè, è una cosa stupida. Ma una persona fatta di cocaina in quel momento potrebbe avere delle allucinazioni. La cocaina non crea allucinazioni. Ma sì che te le può non creare. È vero. Prima tu non sai lui se era fatto solamente di cocaina. Secondo, può essere un effetto collaterale. Ci sono persone che sono più adatte e hanno un fisico per reggerla e chi no, insomma. C'è chi è fresco come una rosa alle 7 del mattino, nonostante sia stato fuori tutta la sera, e chi può avere degli effetti collaterali. Io ti dico che so di persone fatte di cocaina che erano totalmente fuse a ballare come delle persone che avevano purtroppo dei deficit mentali e sembravano delle persone con dei deficit mentali. Questo qui perché se sei soprattutto un abusatore, una persona che ne fa tanto uso, può portarti ad avere anche effetti collaterali come le allucinazioni. Quindi tu lo giustifichi e tu gli dai del coglione sostanzialmente. Ma sì, è un coglione, cioè, ma dai, ma è ovvio. Beh, cugino, effettivamente cioè, Vittorio, tu sei sempre l'avvocato del diavolo. È un po' strano, dai, pensare alla storia delle allucinazioni, dai, secondo me è semplicemente un po' coglione. Cioè, come se ti sei lasciato con l'amante e lo dice tua moglie, cioè vai a piangere cercando di essere consolato. Uno che è coglione comunque è più propenso da subire gli effetti collaterali della cocaina, quindi... Cioè, ad esempio, uno degli effetti collaterali è sentirsi le cose addosso quando non ce le hai. Ma chiami l'ambulanza, non i carabinieri! Ma non ne sei in grado, non stai ragionando lucidamente. Vabbè, le posizioni comunque mi sembrano chiarissime e rimarrei sull'argomento della droga, perché andiamo in Sri Lanka. Sri Lanka, 22 monaci arrestati in aeroporto, 110 kg di cannabis nascosti nei bagagli. Ecco, dalle droghe pesanti alle droghe leggere, però penso che non li giustifichi. Il gruppo rientrava da un viaggio in Thailandia, fermato anche un 23esimo uomo. I monaci potrebbero non sapere cosa trasportavano. Clamoroso arresto nello Sri Lanka, dove 22 monaci buddisti sono stati fermati all'aeroporto della capitale, Colombo,
con un carico di circa 110 kg di cannabis nascosto nei bagagli. Si tratta, secondo le autorità, di un caso senza precedenti nel paese. Ora. Che vogliamo dire? Li vogliamo giustificare solo perché sono monaci? Anche lì, scusatemi, che sono dei monaci buddisti, hanno una visione del raggiungimento del nirvana, del loro paradiso in una maniera diversa. Poi vorrei andare a fare anche un breve calcolo. Secondo me 110 kg per 22 persone ci sta tutto l'uso personale, cioè così non è che è gente che può uscire quando vuole, esatto, ne hanno approfittato, hanno fatto un viaggio e hanno fatto delle scorte, ma è giustissimo così. Cioè, per essere un monaco buddista poi per forza devi farti, cioè, è una prospettiva necessaria, secondo me. Cioè non puoi sopportare quella vita lì se non sei strafatto. Vabbè, ma uno abbraccia una vita del genere perché lo vuole, perché se lo sente. Ma sì, ma secondo te dov'è che lo vedono Buddha, dai? Cioè, è abbastanza palese. Secondo me non con la cannabis, però, al massimo con l'LSD. Ma iniziano con la cannabis per poi c'è la preparazione, tutta la preparazione. Tu sei fautore della vecchia teoria, si parte dalla teoria, cannabis e poi si arriva alle droghe pesanti. Ma perché iniziano con la cannabis per raggiungere uno stato di tranquillità, di benessere, e poi passano a quella successiva, ma è una preparazione. Cioè è come voi credo che conosciate YouTube Anch'io. Sì. Prima di YouTube Anch'io era uno che mangiava nei video, cioè per arrivare a mangiarti 2 kg di Kinderfett al latte, il maestro, serve il polletto rinforzante. In questo caso la cannabis è il polletto rinforzante prima dell'LSD, è tutto qui. Io chiedo scusa al signor Dudubi per averlo confuso con il maestro YouTube Anch'io, però è perché eravamo in ambito religioso. Signor Talebano, mentre lei si trovava nei suoi traffici di droga internazionali, le è mai capitato di avere a che fare con dei monaci buddisti? Ma sinceramente non sono mai rientrati davvero nei miei Sri Lanka. Ma no, ma ci sono stati in Sri Lanka in ferie con mia moglie, essendo là vicino, per l'amore del cielo. Quale delle mogli? Adesso non mi ricordo, ne ho tante su, c'ho anche una certa età, faccio un po' fatica anche con la memoria. Le chiedo scusa. E sinceramente, posto bellissimo, ma i monaci non ci ho mai lavorato perché non c'è una lira, perché essendo monaci sono dei pezzenti, chiaramente, vivono di povertà. Esatto, chiaramente, quindi chiaramente un pezzente con me non può lavorare, essendo che io smazzo roba chiaramente costosa e di qualità, perché la qualità quindi si dici, paga. Visto che sono dei pezzenti, non lavorano, non hanno soldi, non possono permettersi 110 kg di marijuana. No, appunto perché sono poveri, coltivano la marijuana per venderla per potersi permettere poi la ricchezza. Lei è sulla strada dello spaccio. E non c'è quindi. l'8 per 1000 lì in Sri Lanka. Come fanno se no poveretti? Bisogna arrivare a fine mese. Lei sta applicando quello che è il vostro metodo di fare soldi, cioè voi però utilizzate il papavero e l'eroina, lo applicate ai monaci buddisti dello Sri Lanka con la cannabis. No, sta buono. Molto Io non ho mai spacciato droghe, cioè io ho un'etica, sinceramente, cioè io uccido le persone con le armi, cioè al massimo con il fumo, l'alcol, ma io non spaccio droga. Ma la maggior parte del papavero coltivato nel mondo arriva dall'Afghanistan. Ma cosa vuol qualcosa dire? non torna? Ma ragazzi, cioè, con tutto il rispetto, abbiamo dei patti tra aziende. Io mi occupo di un settore, ho una clientela che si occupa di un altro settore. Basta. Quindi sono altri talebani. Ma certo, sì, ma capito. siamo un'associazione a delinquere tutta quanta unica, ma siamo delle SRL separate. Cioè, non è che adesso si io sono... diversificano i business. Ragazzi, ma se no mi massacrano qua con le tasse, ma stai scherzando? Cioè, cioè, già non ce la faccio ad arrivare a fine mese, così è troppo. Tutto chiaro, tutto chiaro. Lo Stato non ci aiuta. Non ci aiuta, lo Stato non ci aiuta. Bene, ora io abbandonerei l'argomento droga, ma neanche più di tanto, perché secondo me la droga c'entra pure qui, per andare nella sede del Parlamento europeo, nella sede principale del Parlamento europeo a Strasburgo, dove i nostri cari amici del partito di Orban sono stati beccati a fare le orge omosessuali. Nella ridente Strasburgo ne succede di tutti i colori. Strasburgo, sposa un tram e ci fa l'amore, la storia insolita di Sandra e del convoglio 3013. Io direi di approfondire la notizia e di non limitarci
A Strasburgo, Sandra Raham, sicuramente famiglia originaria di Strasburgo da generazioni, sostiene di aver sviluppato un legame sentimentale con il tram numero 3013 della rete cittadina. Il numero del convoglio è presente ovunque nella sua casa, dai vestiti alle decorazioni, come simbolo del rapporto. La donna racconta di aver percepito un segnale durante il lockdown che avrebbe confermato il legame con il mezzo pubblico. Sandra vive anche con un compagno umano, Thomas, però sempre come convogli siamo lì, e descrive la situazione come una sorta di trio affettivo. Il culmine della relazione è stato un matrimonio simbolico organizzato con l'aiuto di un tramviere. Però qua non dice del momento in cui ci fa l'amore. Allora aspetta. Allora nella notizia, no, aspetta, eccolo qua. La donna ha spiegato di aver inizialmente provato imbarazzo, temendo di stare esagerando. Con il tempo, però, ha deciso di accettare pienamente ciò che definisce oggettofilia, ovvero un'attrazione verso oggetti inanimati. Un sentimento che, secondo il suo racconto, non sarebbe diverso da qualsiasi altro rapporto affettivo. Sandra ha anche confessato apertamente di aver avuto rapporti con il mezzo. Dopo essere scesa dal vagone, non ero più la stessa. Questa è pesante. Questa è tosta, ragazzi. Questa è tosta. Al di là delle battute sul trenino Thomas, che posso dirti comunque bellissima quella. Livelli di Gazzoro. Ragazzi, questa è tosta. Questa è tosta. Come la commenti una che ha dei rapporti con un tram? Che si ossessiona al punto da salire e sedere sui... Io non ce l'ho con lei. Io ce l'ho col signor Thomas. Dici, il marito, il compagno non le dà abbastanza. No, come può il signor Thomas stare con una persona del genere e accettare questa cosa? Io mi auguro che questa persona sia particolarmente facoltosa, particolarmente stupida, tanto da mantenere costantemente quest'uomo che subisce i tradimenti da parte di un treno. Un treno! Cioè, Cornuto è stato tradito da un treno, rendiamoci Cornuto per un conto. treno! Adesso sappiamo dove era diretto il volo dallo Sri Lanka. Sappiamo che andava a Strasburgo, perché io non posso neanche immaginare che una persona... Cioè, se io pensavo che quello che si pippa la cocaina e chiama le guardie fosse un idiota, un bruciato, questo mi ha fatto rivalutare tutto. Allora, io però avrei due domande nella situazione nello specifico. Cioè, ma la signora ha questi atti sessuali con il tram 3013 mentre c'è questo in funzione, quindi trasporta del trasporto, ok, quindi lo fa in pubblico, cioè, davanti alle persone. Quindi non credo ce l'abbia in casa. Esatto, ma soprattutto in luogo pubblico. Poi io penso che provate ad immaginare. Io penso che lei si sieda sui sedili e goda con le vibrazioni del tram. Può essere, perché sennò altrimenti provate ad immaginare la conversazione, che livello di epicità potrebbe raggiungere. C'è lei che chiama la compagnia appunto dei trasporti che si occupa dei trasporti pubblici di Strasburgo, chiedendo di poter andare a orario di chiusura sul tram 3013. Ma secondo me l'ha fatto il concorso per entrare a guidare il tram, però non sarebbe mai in servizio. Appunto sarebbe un problema, però se poi è una persona facoltosa, come hai detto tu, non credo gli serva particolarmente, magari un'offerta pubblica all'azienda che si occupa del trasporto pubblico. Ma come fanno delle persone del genere a non avere una camicia di forza ed essere rinchiusi in un manicomio? Mi ricordo che una volta ci fu una cosa molto simile, cioè di una donna che diceva di essersi sposata con il muro di Berlino. Ragazzi, povero mondo. Ragazzi, noi qua di perversioni ne abbiamo viste tante, ma addirittura la donna che ha rapporti sessuali con il tram. In questo caso, noi sembriamo normali in questo caso. In tutto questo noi sembriamo normali. Questa è la cosa. Il problema è che ci ha lasciato senza parole. Sì, ci ha lasciato senza parole. Mamma mia, sapete chi è rimasto senza parole? Il poliziotto che avrà avuto l'incarico di catturare questo qui. Sfida la polizia su Facebook, provate a prendermi, e viene catturato. Mi ricorda un po' quello che chiama la polizia per chiedergli dove è finita la sua cocaina. Il triste epilogo di Jordan Carr, ovviamente come altro si poteva chiamare uno che ha questa faccia. Allora,
Per chi non lo potesse vedere, assomiglia molto a Michael Jackson negli anni di Off the Wall. Jordan Carr si era preso beffe della polizia di Bedfordshire. Tra i commenti all'appello su Facebook lanciato per ritrovarlo, infatti, si era espresso lui stesso. Aveva scritto: prendetemi se ci riuscite. Ora le forze dell'ordine gli hanno reso pan per focaccia. Di recente hanno fatto un post su Twitter spiegando come l'avessero catturato. Catch me if you can, prendetemi se ci riuscite. Ora, al di là di questa cosa, quello che a me fa più ridere e più imbarazzo sono poi le forze dell'ordine che fanno il Twitter spiegando come l'hanno catturato. Cioè hanno fatto il dissing via social, in pratica. Cioè le forze dell'ordine che si mettono a fare il dissing via social. A un coglione che gli dice prendetemi se ci riuscite e loro fanno il Twitter. Cioè mi ricordano un po' le forze armate iraniane che fanno il tweet che dicono ammazzeremo tutti quei ratti riferendosi ai bambini. Cioè siamo a quel livello di demenza, cioè le forze dell'ordine come le forze armate non devono mettersi a fare i post su Twitter, o no? Diciamo che qua ci vorrebbe lo specialista dei social network che è Luca D'Alberto Scognamiglio. Lui sì. è sicuramente è molto più specializzato di noi. L'unica cosa che mi sento di dire è che i social network sono la morte proprio dell'intelligenza umana. Hanno iniziato le persone, poi sono arrivate le aziende perché hanno capito che ci potevano lucrare, ma poi i politici, il problema è che dopo sono arrivate direttamente le pagine ufficiali della polizia, piuttosto che della Casa Bianca, proprio istituzionali. E lì io mi domando, per quale motivo una pagina dovrebbe mettersi a fare dei video meme per fare like? Cioè questa cosa del tweet è un dissing che non ha un senso di esistere. Esatto. Cioè io capisco che tu vuoi prenderlo per il culo, io godo, sicuramente andrò a mettere like a quel post perché sarà super divertente, è un meme oggettivamente, ma che senso ha? Che non ha senso, cioè così gli spieghi anche alla gente come fare per non farsi arrestare sostanzialmente. No, però ci sono secondo me due cose da dire in questo caso. Il primo è che non ho perdonato ancora la Casa Bianca per aver utilizzato delle famose citazioni del noto lottatore di MMA Don Fry nei suoi video della cattura di Maduro, come ad esempio ogni volta che Don Fry parla un'aquila americana nasce, quello ad esempio super epico e patriottico, e non li perdonerò mai per non averli utilizzati. Secondo, secondo me qui c'è un senso, quello dell'idiota, che però ha una sua logica, cioè tantissimi criminali trovano un'eccitazione nello sfidare le forze dell'ordine a trovarli. Certo, poi molte volte sono dei geni del male, sono dei serial killer che non sono mai stati trovati, come Zodiac che sfidava la polizia apertamente. In questo caso c'era un idiota, probabilmente con la madre che poverina doveva adoperare la 104. No, cucinava il pollo fritto, dai. Ci ha provato, non ci è riuscito e la polizia ha voluto farsi due risate prendendolo per il culo. Sì, ma la polizia di Bedfordshire non dovrebbe farsi due risate sulla gente che arresta. Ma sì, in questo caso è un coglione, cosa devi fare, scusa? Ma arresti e basta, non lo sputtani. Ma dopo che che li ha sfidati apertamente, sennò che figura ci faceva? Ma non alle scuole medie. Ma gli uomini sono rimasti al momento della scuola media, quindi è normale, cioè, scusami, perché secondo te ogni uomo che in qualsiasi situazione non fa cose da ragazzino di terza media? C'hai ragione. È ovvio, cioè, è ovvio. Questo è vero, ma comunque non andrebbe fatto, dai. La prossima volta che mettessero una donna a capo del dipartimento di polizia, queste cose non succederebbe. Ma non dovrebbero stare sui social, ma cosa te ne fai? Ma invece sì che devono stare sui social. È un modo diretto, magari nei momenti di emergenza, ad esempio in casi di incendio o cose del genere, per dare indicazioni alla popolazione. Poi se vengono utilizzate una volta ogni tanto per farci una battuta,
Cioè la Casa Bianca ormai è da quando si è insediato Trump che utilizzano ogni meme possibile e immaginabile. Ma ti sembra una cosa credibile, infatti, guardare il profilo TikTok della Casa Bianca? No, però mi fa morire da ridere, quindi lo faccio lo stesso. Allora, una persona che non sa che è certificato quel profilo pensa che sia un profilo fake. Perché nessuno penserebbe davvero che la Casa Bianca può postare delle cazzate del genere. Figurati la polizia dello... Cos'è che era? Bedfordshire, non so neanche dove sia, sinceramente. Vicino Londra. Ma tanto il Regno Unito è un paese fottuto. No, non ci vado mai. Cioè, lì c'è la microcriminalità, sono dei pezzetti. Ecco. Signori, è tardissimo, dobbiamo salutare. Io ringrazio per averci seguito anche in questa 135esima puntata e ovviamente non l'ho detto prima, ma come sempre ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Ringrazio il signor Talebano per essere tornato da noi. Spero cancellino il prima possibile questo programma. E lei ribadisce che tutto quello che è stato detto nell'audio è vero? No, io ribadisco che è tutto falso e che l'unica cosa che è vera è la querela nei confronti di Vittorio. Basta. Cugino, cos'hai da dire prima di salutare? Ma avete mai visto un avvocato ebreo perdere in tribunale? Ma secondo me sto pezzente qui ha possibilità di vincere, dai, ma non scherziamo. Se c'è l'avvocato ebreo vinci. Hai ragione. Benissimo signori, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce